Bulades, capitano del San Vito Lo Capo, come hai visto la tua squadra che ha vinto oggi contro la Parmval per 3-1? Ma diciamo che da parte di tutta la squadra c'è stato un grandissimo impegno, già da una settimana che ci stiamo preparando per questa partita, sia per l'andata che per il ritorno. L'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, già a partire dall'inizio e comunque abbiamo subito sbloccato la partita meritatamente. Siamo stati bravi perché nonostante abbiamo preso un gol e siamo andati sul 2-1, abbiamo mantenuto il ritmo giusto e abbiamo fatto il terzo gol. Li avete fatti 2 subito, poi c'è stata l'opportunità anche di calare il tris, poi la Parmval si è avvicinata nel parziale, avete sprecato altre occasioni. Diciamo, cosa è girato nella vostra testa quando avete subito il 2-1, nonostante meritavate di farne almeno 4 di gol nel primo tempo? Ma guarda, ripeto, siamo entrati con la giusta mentalità e comunque in una partita del genere con una squadra anche bene messa in campo ci sta che concedi qualcosina. Noi purtroppo in questo periodo creiamo tanto e magari nonostante facciamo anche molti gol qualcosa ci manca. Ripeto, nonostante abbiamo preso il 2-1 sapevamo che anche loro erano un'ottima squadra, abbiamo giocato tranquillamente e penso che il risultato sia giusto. Chiudiamo con una doppia domanda sull'avversario. Oggi è il primo atto di 3 sfide addirittura, perché ci sarà il ritorno settimana prossima e poi la sfida in campionato l'altra ancora. Come pensi che si dovrà migliorare la prestazione di oggi? Se c'è qualcosa da migliorare, secondo te, se la Parmval è una diretta candidata al campionato di promozione come voi? Assolutamente sì, sono una squadra che lavora anche loro bene, con un bravo allenatore, con ottimi elementi, sicuramente darà filo da torcere fino alla fine del campionato, ma noi siamo tranquilli, lavoriamo di partita in partita, ripeto, come abbiamo affrontato bene questa settimana, abbiamo preso, abbiamo vinto l'andata, ci prepariamo tranquillamente già da domani per affrontare il ritorno e poi man mano vedremo cosa succede per prepararci per il terzo confronto appunto in campionato. Siamo con Mister Comito, allenatore del San Vito Lo Capo. Mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi? E comunque hanno battuto 3-1 la Parmval in questo primo atto degli ottavi di Coppa. Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro, sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso, ma va bene così. Sappiamo che la qualificazione ce la giocheremo sui 200 minuti, i ragazzi lo sapevano, quindi va bene così, sono soddisfatto. Da domani prepareremo il ritorno. Mister, ne abbiamo parlato anche con Bulades, il capitano. Secondo lei c'è un problema in termini di concretezza di questa squadra? Perché soprattutto nel primo tempo si poteva anche vincere 4-0, ci sono state tantissime occasioni, poi addirittura la Parmval l'ha accorciato con Rama. Cosa ha detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi per mantenere alta la concentrazione e dominare direttamente la ripresa? Perché diciamo che non avete concesso nulla. No, guarda, non direi che c'è un problema di concretezza, perché dico, il primo tempo è finito 2-1, abbiamo concesso una palla gol, ma loro sono stati bravi, attenzione, dicono, a sfruttare un errore che abbiamo commesso. Certo, se avessimo concretizzato tutte le palle gol che abbiamo creato parleremmo d'altro, dico, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché dico, alla fine il 3-1, dai, contro una buona squadra. Sicuramente a fine primo tempo io ho detto che la partita non era ma già i ragazzi lo sapevano, perché io l'avevo detto che si giocherà sui 180 minuti, sulle 100 minuti. C'è una partita di ritorno, quindi i ragazzi lo sapevano. Negli spogliatoi ho detto di continuare così perché va bene quando si crea, mi preoccuperei quando la squadra non fa azione da gol. Invece devo dire che l'avete visto, dico, abbiamo avuto diverse palle gol anche per la bravura di Tarantino. Dico, non abbiamo, diciamo, vinto con un risultato un po' più ampio. Però noi vorremmo soffermarci un attimo sulla catena di sinistra, appunto quella composta da Bulades e Rosone, perché dimostra di avere una grandissima intesa, ovviamente senza nulla togliere a quella di destra, ma soprattutto Rosone come lo vede? Crede che sia un giocatore fuori categoria? Ma guarda, non mi piace parlare di 2 o 3 elementi della mia squadra, loro lo sanno, per me sono tutti uguali, lavoriamo in settimana per diventare una squadra importante. Sarebbe
offensivo nei riguardi degli altri dire Rosone, Bulates, tutti hanno, anche chi entra dà il proprio apporto, il proprio contributo, quindi sono contento perché credimi è una squadra dove, a parte che è giovanissima, lo vedi, il più grande è proprio appunto Rosone che ha 29 anni, poi hanno tutti 22-21 anni. È una squadra che mi dà la possibilità di poter scegliere, di poter fare delle scelte, sono bravi, in settimana mi mettono in difficoltà. Poi sì, la catena di sinistra oggi ha funzionato secondo me meglio della catena di destra, ma ti devo dire che la catena di destra di oggi era un po', era la prima volta che giocava perché noi abbiamo giocato con l'Under in un'altra posizione del campo, ma è giusto così, dico, è giusto dare spazio a tutti, è giusto dare la possibilità di esprimere, anche perché ti ripeto, noi siamo un gruppo affiatato, chi entra, chi esce, per me che sono il loro mister, credimi che è la stessa cosa. Qual è l'obiettivo del San Vito? Ma l'obiettivo del San Vito intanto è divertire, credo che al momento ci stiamo riuscendo perché come hai visto secondo me facciamo un buon calcio. Non parlerei solo, tu poco fa hai detto fase offensiva, io parlerei di gioco corale, di manovra, poi ti ripeto, sono sempre gli uomini in campo che fanno la differenza. L'obiettivo, guarda, se riusciamo a fare i playoff, che ben venga. La società non si è posto un obiettivo, in Coppa se andremo avanti bene, certo poi se a dicembre dovessimo essere attaccati alle prime o essere ancora in Coppa, la società sa eventualmente quello che voglio. È una società dove non fa mancare nulla e sicuramente si faranno trovare pronti per eventuali acquisti.